Quindi quello che noi adesso abbiamo già la possibilità di fare è riuscire a ricreare un tessuto sociale che abbia la possibilità di gestire tutte diciamo, le dinamiche umanistiche in ogni campo, in ogni ambito che noi abbiamo la possibilità di ovviamente organizzare, dall'economia alla finanza, all'agricoltura, alla politica, l'istituzione, la sanità, qualsiasi sia il campo in cui dobbiamo operare, in maniera autonoma e quindi andando ovviamente a autogestire e autogovernare le nostre decisioni. In questo incontro abbiamo poi dato le specifiche di quello che è avvenuto nel tempo in questi ultimi 2 anni, successivamente a una potenziale cooperazione che stava avvenendo con il Movimento di Liberazione Nazionale Sarda e il governo sardo provvisorio, che aveva visto la possibilità di cominciare a creare dei documenti per appunto testimoniare la nazionalità sarda, ottenendo una carta d'identità, successivamente a una registrazione a livello anagrafico dentro il loro diciamo database, e in più era stata creata tramite la congiunzione con Food Forest Sardegna, che è un ente che ho creato sempre nel 2020 per operare la riqualificazione e riurbanizzazione territoriale all'interno di tutto l'ambiente nativo sardo, per la creazione di un catasto nazionale. E il catasto nazionale sardo è nato per riuscire a togliere la diciamo, titolarietà o la proprietà dei beni immobiliari dal catasto italiano e quindi inserirli in un altro catasto che a tutti gli effetti ridà in mano la titolarietà di questi beni ai nativi. Quello che è successo però purtroppo recentemente è stato che il governo sardo provvisorio ha agito in maniera poco chiara creando un successivo catasto per vendere beni a italiani che hanno voluto comprare appezzamenti di terra in Sardegna e anche dando la carta d'identità a chi appunto non era nativo per gli sanguigni alla Sardegna stessa. Quindi si sta creando insomma una sorta di necessità di riuscire a chiarire questi tipi di problematiche, perché se questo è il modus operandi che vuole operare questo movimento, ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non è più un'entità che può ricevere la mia fiducia, perché nel momento in cui gli è stata data la possibilità di gestire determinate situazioni, ma poi ha pensato all'interesse personale e al tornaconto individuale, gli decade qualsiasi tipo di diciamo, circostanza collegata allo statuto stesso. Ora, per il sottoscritto è stato possibile anche a livello internazionale documentare che nel concreto esistono i nativi di Sardegna come vero e proprio popolo, perché ho avuto modo di creare una cooperazione con il Messico, acquisendo 15 ettari di un ranch tramite un contratto di cessione di diritto possessorio dove per l'appunto sono stati inseriti i dati della carta d'identità sarda e anche quando sono partito all'interno del visto per ragioni umanitarie che ho ottenuto è stato inserito il dato ovviamente della nazionalità sarda e addirittura la nazione messicana già sapeva dell'esistenza della Repubblica di Sardegna, quindi si sa diciamo più internazionalmente che in Sardegna stessa che queste azioni sono avvenute e quindi è una sorta di paradosso in termini. Nel lato pratico tutti adesso abbiamo la possibilità sia localmente che a livello macroscopico in tutta l'isola di riuscire a ricreare e gestire dei tessuti sociali a livello microetnico per poter finalmente ridare un senso a quella che era la nostra tradizionalità, la nostra cultura e tutti quelli che erano gli usi e costumi che normalmente avevamo. Quindi incontri come questi che già ovviamente sono avvenuti dal 2020 sino ad oggi in svariate occasioni, prevalentemente nella zona del sud di Sardegna, perché essendo dimorante a Porto Santa Elena, a Flumi nello specifico, la possibilità di spostarmi era comunque limitata pressoché o alle zone limitrofe o comunque andando in altre parti dell'isola nel momento in cui c'era qualcuno che aveva la possibilità di dare un passaggio o utilizzando i mezzi pubblici. Oggi si era pensato anche durante questa giornata appunto di andare a leggere lo statuto per capire effettivamente che cosa è stato scritto in esso e riuscire quindi a dare una connotazione al fatto che non si tratta più di un'attività politica che possa riallacciarsi a vecchie diciamo, schematiche o metodologie demagogiche della politica attuale, quindi repubblicane, democratiche, parlamentari, ma che in realtà la base fondamentale di questo nuovo processo, che in realtà non è nuovo ma è vecchio, è la sociocrazia, e cioè la capacità circolare di riuscire a decidere tutti assieme quali devono essere le attività che devono essere compiute in un circuito di persone che hanno l'intenzione ovviamente di vivere in maniera sana, in maniera comunitaria e senza dover rendere conto a poteri terzi, quindi non più delegando il potere decisionale a un gruppo di persone che poi in realtà è solo asservita a terzi, e specialmente alla finanza e agli altri imprenditori che arrivano un po' da tutto il mondo, ma da chi invece vivendo nel territorio sa come rapportarsi con la terra in cui vive
sa come riuscire a tutelarla e sa anche come valorizzarla. E questo fa sì che ci sia la possibilità pratica di riuscire a dare a tutti un concreto sviluppo poi a livello umanistico per riuscire a far sì che la nostra tradizionalità, la nostra cultura e tutto quello che è il nostro diciamo, valore intrinseco come popolo possa essere poi condiviso anche a livello mondiale con tutte le altre nazioni, comunque tutti gli altri popoli. Per dare ancora più senso a tutto questo tipo di processo, si è attivato quindi tutta una serie di attività che nel territorio stanno già dimostrando la possibilità di riqualificare gli ambienti utilizzando le etiche della permacultura, che se non ne avete mai sentito parlare è un tipo di approccio quanto più naturalistico possibile, andando quindi ad acquisire dalla natura stessa i suoi processi di gestazione e di creazione dei diciamo, moti naturali per organizzare sistemi complessi. E attivando questo tipo di diciamo, progettualità a livello agricolturale si vanno a creare degli ambienti che sono coltivati permanentemente in maniera autonoma, dove l'energia che va ad essere inserita per la creazione di questi ambienti è minore di quella che poi viene ad essere generata dall'ambiente stesso e a livello temporale praticamente dureranno all'infinito, perché un ambiente naturalistico creato in una certa maniera poi non necessita più dell'intervento dell'uomo, se non per quanto riguarda la raccolta dei frutti o comunque dei prodotti che genera e per la manutenzione in linea di massima, che siano le potature o comunque gli interventi che devono essere fatti qualora sia necessario. Grazie a queste riqualificazioni territoriali si possono arrivare a ricostruire dei tessuti di autoproduzione, quindi avere un'autonomia alimentare, autonomia energetica e autonomia abitativa, facendo sì che appunto in tutta la Sardegna poi si possano creare dei nuclei dove le persone che sono interessate ovviamente ad autodeterminarsi a pieno possano andare a testimoniare che abbiamo la qualità di nativi non solo per genetica effettiva, quindi per il lignaggio di sangue, ma anche per usi e costumi, farà sì che sia sempre più facile riconoscere anche all'esterno del territorio sardo che esiste una vera e propria popolazione che, per quanto sia stata cercata in un certo qual modo di essere nascosta o continuamente associata all'Italia come stato di cose, che invece ha una sua vera e propria storia, tradizione e cultura che è molto più antica, e si andrà a poter quindi testimoniare anche che, essendo il Regno di Sardegna ciò che ha creato l'Italia, anche l'unica nazione che ha la possibilità di dare una direzione, un senso vero e proprio anche all'Italia, perché la penisola ormai, come ben sappiamo, non è più nemmeno gestita in maniera pratica per quello che è il benessere comunque popolare, ma solo ed esclusivamente per l'interesse di forze di causa maggiore che arrivano dall'esterno. Tutto quello che quindi si può andare a fare per riuscire a dimostrare con esempi pragmatici di quale sia il nuovo sviluppo che socialmente possiamo arrivare a prendere è connesso anche a tutta una serie di tecnologie che sono state sviluppate nel tempo, in questi ultimi 2 anni, per avere un'autonomia finanziaria e quindi riuscire a creare anche un circuito monetario autonomo, a credito, non a debito, che fa sì che siano le persone stesse a decidere come valorizzare le proprie risorse. E quindi si passa da un'economia basata sul capitale a un'economia basata sulle risorse. Questa tipologia di economia dà la possibilità ovviamente innanzitutto di capire qual è il fabbisogno reale e concreto degli abitanti della terra, ma anche di capire qual è il surplus che, non venendo a essere consumato all'interno della territorialità in cui si opera, può essere commercializzato all'esterno per dare ovviamente benessere a tutte quelle altre popolazioni che abbiano la necessità ovviamente di acquisire queste materie prime, queste risorse, facendo sì che ci sia la possibilità per tutti quindi di esprimere il proprio parere, di riuscire a incontrarsi comunitariamente, di ricreare dei tessuti sociali microetnici, fa sì che venga ad essere decentralizzato il potere, che invece adesso è gestito dai pochi, che vogliono solo e esclusivamente fare i loro porci comodi, parliamoci chiaro, senza mezzi termini, e arrivando quindi a tornare a dare alle persone la loro stessa forza, quella forza che veniva quotidianamente ceduta. Basti pensare a quelli che ancora vanno a votare veramente, o che vanno ancora a delegare a terzi decisioni di una politica e di una socialità che in realtà non conoscono, perché chi è in quelle istituzioni e chi è effettivamente in quegli uffici non ha la più pallida idea di che cosa succeda poi nella pratica a livello territoriale, dal semplice campo da coltivare in maniera agricola all'azienda imprenditoriale e edile che deve andare a sviluppare degli agglomerati, diciamo, immobiliari, facendo sì quindi che ci sia anche la possibilità di ridare a tutto il tessuto sociale istruttivo
ai bambini, quindi ai giovani, la capacità di riconnettersi con la vecchia tradizionalità sarda e anche riuscire a dare un nuovo metodo di comprensione anche per i maestri di come rapportarsi con questi nuovi nati che ne sanno già più di noi, pressoché, e che vogliono rapportarsi con la naturalità delle cose, vedono già come questo sistema di cose andrà a decadere e sono anche già, diciamo, tecnologicamente più propensi e più capacitati ad utilizzare determinati strumenti per semplificare la vita di tutti i giorni, farà sì che si crei anche un nuovo sistema educativo dove ciascun nuovo nato potrà educere se stesso al meglio delle sue possibilità e potenzialità per dare poi un sostegno comunitario. Che cosa è necessario fare poi per sviluppare meglio questi nuovi circuiti e questi nuovi, diciamo, agglomerati sociali? Sarà sicuramente molto importante contattare e collegarsi con tutte quelle persone di sapere, come può essere per esempio Salvatore qua che è un esperto della tematica in cui opera, o come potrebbe essere per esempio Chiara Vigo a Sant'Antioco, che è una maestra che ha una conoscenza che ovviamente è unitaria ormai perché è l'unica ultima depositaria nella lavorazione del viso, e di tutto quello che realmente dà la tradizionalità ai punti cardini di una cultura che ha cercato di essere stata messa in sottana per far sì che diventi il punto forte di rievocazione di quelle che sono le nostre stesse radici. Perché? Perché andando a rimettere veramente tutti con i piedi per terra e quindi riuscendo a sentire veramente il calore che la terra stessa ci sta donando quotidianamente e non più solo ricevendo, diciamo, questa sensazione di, diciamo, maternità o comunque di energia data da noi stessi e quindi ricollegandoci gli uni con gli altri, ma anche tornando veramente a contatto con la naturalità dell'ambiente in cui stiamo vivendo, possiamo riuscire a riacquisire la forza che avevamo ceduto e che adesso in realtà è tornata in mano nostra, per imparare a gestirla nuovamente. Perché ovviamente dopo tutta l'esperienza che è stata fatta a livello comunitario, sappiamo già tutti quanti che non è un gioco quello che stiamo vivendo, ma è veramente la nostra vita stessa. E continuarla a darla a disposizione o metterla in mano a chi in realtà non ha la più pallida idea di come curarla quella vita, di come salvaguardarla, sicuramente non è un qualcosa di plausibile per chi vuole vivere bene. Riuscendo quindi a fare sì che si possa costruire un nuovo tessuto sociale sulla base di quelle che sono le necessità quotidiane di ogni locazione, farà sì che si creino dei microcentri che, suddivisi ma ricollegati gli uni con gli altri, daranno poi un senso a questa nuova metodologia sociocratica di gestione organizzativa delle risorse. Facciamo ora un attimino anche un punto della situazione a riguardo di quanto sia importante riuscire a comprendere che un'economia basata sulle risorse non valorizza la moneta stessa che viene utilizzata per farle circolare, che diventa solo e esclusivamente un bene di garanzia, quindi una sorta di garanzia proprio di scambio, semplicemente. Va a valorizzare effettivamente il prodotto per quello che è, sulla base di quanto lavoro è stato necessario sia per produrlo e realizzarlo, sia per quante materie prime sono state necessarie per arrivare a costruirlo. E quindi il valore che va a acquisire anche a livello monetario sarà ovviamente molto più elevato, che considerato dall'esterno poi, diciamo, nei mercati finanziari, risulterà ricco, cioè un qualcosa che farà sì che il valore che è stato creato non sia più determinato da una metodica di, diciamo, competitività commerciale, ma di valorizzazione vera e propria della risorsa. Se tutti assieme, quindi, comprendendo anche che i moti di autodeterminazione che si sono ormai mossi sia in tutto il territorio, diciamo, della penisola italica, che anche qua nell'isola di Sardegna e in tutto il resto del mondo, hanno portato le persone a far emergere questa necessità di riuscire a tornare alla concretezza dei fatti, e cioè a riprendersi in mano le redini della propria vita, noi stessi qui abbiamo la modalità più pragmatica possibile di far capire che i nativi possono autogestire le loro diciamo, relazioni umanistiche anche con le altre forme di vita, chiamiamole così per semplificare, dislocate in tutto il territorio della Terra. Cosa è possibile comprendere? Che se per esempio andiamo a parlare in italiano, sicuramente saremo più comprensibili anche da chi la lingua sarda ovviamente o non la conosce o non la capisce o ha difficoltà a riuscire ad assimilarla. Ma se poi dobbiamo riuscire a testimoniare veramente qual è la nostra etnia, qual è la nostra radice, il nostro sentimento, tocca la forza tornare a se senza des cosas. Chi del momento a salto, uno vigara incomincia a questionare in salimba cosa sua, dove stiamo sul dialetto del quarto, ara essi era più facile a comprendere i pochini di adesso già e vuetara
in salimba del sabida non gli nasce, e a essere più facile pure intendi di avere su sentito del suo goro che questa persona sta trasmettendo. Poi passa radotto su sentito e sa comunque su goro. In su momento che dotto santi beauty adesso che finalmente si è sulla rasa, se ti hai cose da una parte a satra, poi ti addogna uno in sabida sua, scegli è necessario a fare. E dunque non è che pregunta da su stato italiano, posso fare questo, posso fare quest'altro, mi donno questa concessione, vuoi fare questa cosa, mi hanno questa possibilità di decostruire in noi, ma incomincia a fare direttamente, e dunque se decidi tu devi fare, fuori tu devi preguntare, tutto si effettua che dei neus è meraviglioso per forti. Poi ti sei testimonianti che non sei sostenendo su problema né queste preoccupazioni, dei livelli in cui stai a pizzo su del nostro. Ne sei su di nessuno vascio. Non caso sei su tutto su torra sul proprio livello. Tutto sa la propria misura, tutto sa su coro. E ognuno fare questo che ti ha detto se è necessario in suo luogo cosa sua. Non è che posso arrivare da quarto, decidi come ti a salari e ti costruire una donna. Tanta sciri questo si vive in noi, no? E questa propria cosa, noi che mi diamo tanti ci va a Sassari, e di no, questa ruga non da te si fai passare noi, da te si fai passare in noi, se no non dove tu vai. Non ci vivono, non usciamo. Non abbiamo in solo uso, ora te scioperai come ti devi organizzare su urbanistica. E sul progetto che devo creare, che si sarà fuori a Sardegna, serve proprio a questo, donare questa possibilità di a tutto su, di creare gruppo su, a noi dobbiamo uno sciopero per decidere come ridisegnare questo ambiente nella carta. Fai ovviamente comprendi che tocca a puntare prima di tutto questa attenzione a autoproduzioni, post-autonomia alimentare, a autoproduzione energetica, può essere indipendente sicuro ovviamente di tutta questa specie di cose, se è benzina, se energia elettrica da sene, ogni canto, e in più poi le abitazioni. Per rendere per risorse che molti di adesso già è della terra nostra, senza bisogno di andare a piccare dei casino, e arrivare finalmente, che è questa cosa più importante, voi butterai secondo me l'ultimo step, poni tutte le aziende, tutte le imprese che puntizzano, imparisi, può aguantare questa risorsa in noi a intrus, e non da fare bessiri a forza, e da donare di avere usachini in noi Sardegna e fendi cosa buona. Non scegliete voi sardi, pure voi altri, poi hai si isolando, non li hai si isolato. E si isolano solo che conosce di adesso tutto questa terra mi si sopravvivendi. E in questo momento voglio suggerire adesso fare questo che serve. Doniamo in sul luogo su uscita di privare. A pago un contraendi sì, poi cominciare a fare riunioni sì, e non li comprendi. C'è questa persona che tiene di questa capacità, c'è questa altra persona che tiene di questa altra capacità, e non c'è questa impresa, non c'è quest'altra. Quando questo è fatto, si andrà direttamente con il suo gruppo che già è formato a questionare direttamente con chi ne è stata sciù, a suo municipio, a suo comune, con le documentazioni si pronte, e si dinara concretamente che tutto questo luogo, tutto questo organigramma, poi ritornare a autogestire le cose, fuori bisogno di tornare in contas Italia. E ci sono mera dei comuni in Italia, ormai che si punti pure staccandi, ci sono mera comuni in Italia che punti besti su dest'Italia, punti diventare una nazione si è fatta in sorso. E questo si vuole fare poi lei proprio, cioè in lei si specifica che poi nativi ottieni addirittura internazionalmente si riconoscono di ogni parte del suo mondo. E proprio questo entra sul statuto che è stato creato, si impara da questa dichiarazione dei diritti universali umani, questa dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni, può testimoniare che noi sotteniamo questa possibilità di fare tutto questo che è necessario per la salvaguardia della terra e della popolazione. Fai uscire a tutti ovviamente questa informazione di questo tipo diventa da importante in meta. Poi chi teniamo tanti una testata giornalistica da nosaltros, un centro attraverso le televisioni che vuole intibire tutto online, a noi passano a video, a conferenze se ogni accanto. E tutto questo che è collegato a questa comunicazione in generale, velocizzare tutto. Poi non su, poi non su intendo tutta questa gente che già comincia a fare questa cosa, sia da parte mia che... Un secondo, adesso vuoi finirla? No, sono Giorgio. Devo solo finire il sardo per tutta la... No, sto dicendo perché lui non capisce il sardo. Giorgio viene da Monza. Vabbè, no, glielo spiego dopo. Te l'ha spiegato tutto quello che spiega, se no te lo spiego dopo, Giorgio. È una traduzione a Savini di questo che appena prima. Sì, appena detto, infatti bene. adesso ti sta parlando, sai perché sto quanto quello... Però non so se ha voglia di continuare per tutto... Il poverino non capisce. Sai che non ti vengo cano, però certo, se devo che stanno accesi su sardo. Faccio l'inciso in italiano. Io sono un urbanista. Allora, nella storia è dimostrato che gli imperi più si allargano più falliscono.
perché non hanno la capacità di controllo del territorio che loro non vivono. L'impero romano. Tutti gli imperi che sono resistiti un po' è perché hanno dato la gestione del territorio a chi già ce l'aveva prima, però col vincolo che doveva essere comunque relazionato a Roma, per esempio. No? Quindi il discorso qual è? Che chi veramente può gestire il territorio è chi ci abita, perché loro non lo sanno cosa sta succedendo qui, però ci hanno fatto pensare che loro possono controllare tutto. Non è? Non lo sanno, non gli interessa neppure. No, non gli interessa, nel senso che loro hanno instillato nella mente della gente l'idea che possono controllare tutto. La realtà è proprio la realtà, dimostra che non è possibile. E non è mai stato possibile, qualsiasi fossero i mezzi tecnologici, cioè i romani al tempo erano i più tecnologici, sì. Non ce l'hanno fatta, perché i macedoni lo stesso hanno... Il territorio è controllabile quando il popolo Bacco Sardi è controllabile dai saladesi. Alessandro il Macedone l'aveva capita questa quando prende coscienza lo controlla, altrimenti Mamoiana non sono in grado di controllarlo. Esatto. Perché non ce l'ha coscienza. A Salule, io, Gino, non sono in grado di controllare, altrimenti non avrebbero deturpato quello che hanno fatto, no? Esatto. Anche in casa Ma loro, questo no? Perché ci hanno fatto pensare che noi non avevamo la possibilità, perché non avevamo storia, perché non avevamo cultura, perché eravamo pastori. Non è vero, noi stavamo benissimo in Sardegna senza nessuno, anzi ci siamo sempre dovuti difendere da chi arrivava. Sardegna è anche Furia, è un discorso del mondo, mica della Sardegna. Sì, è del mondo, sto dicendo, siamo esseri umani, quindi funzionano le leggi, funzionano così dappertutto. Quindi riprendere coscienza che noi già gestivamo la nostra terra e sapevamo come gestirla, non abbiamo bisogno di informazioni, troppe informazioni che arrivano dall'estero. Perché loro hanno un'altra esperienza di altri territori. Vuoi che ti dica una cosa? Hai mai visto un lugar allagato tu? Invece ad Olbia gli hanno messo sotto l'acqua. Certo, Abitti, andate sicuro, hai capito? Fanno delle cose. Tu vai a vedere gli uvini, non ce n'è manco uno sulla valle, sono tutti elevati. Adesso fanno le bonifiche e loro lo sai nell'alluvione di Olbia, l'ultima. Però poi la natura si riapre i propri spazi. Ma voglio dire, no, hai capito? Questo è importantissimo. Allora, nell'alluvione di Olbia, io conosco bene. L'unico punto, perché io ero lì, io abitavo a Olbia, l'unico punto che non era sott'acqua era la ferrovia. Perché? Quando l'hanno costruita la ferrovia? Molto. E su che base l'hanno costruita? Sulla conoscenza del luogo. Ma non la conoscenza di oggi per domani, su quella che si tramandava e dicevano questa non è terra buona per mettere, perché qui arriverebbe acqua. Ma come? Sono 100 anni, io non ho mai visto niente, nessuno si ricorda. No, nessuno si ricorda, i vecchi tramandano la conoscenza in questo modo. Quindi, dove hanno costruito? Dove non si poteva costruire prima. Tanti soldi delle concessioni arrivavano, al comune se ne fregava. Però di fatto l'unico posto che non era stato... Per tornare al suo discorso, al controllo. Perché il controllo avviene proprio perché ce l'abbiamo da sempre questa terra. Altro che. Quindi se noi andiamo a ripescare le memorie, prima che scompaiono, noi abbiamo il vero controllo del territorio, non quello che c'è il comune di Olbia, capito? No, ma anche gli altri. Il fuoco, quando vanno a spegnere il fuoco, questi bardati eccetera, che hanno 30 kg di peso, invece che poi bisogna essere liberi, i pastori conoscevano il vento. Certo. Il territorio, io conosco mio padre, noi dobbiamo puntare qua. Se passa da qua bisogna scappare qua. Altrimenti non c'è nulla da fare, si aspetta qua, capito? Adesso fanno un casino, ci sono 20 metri di strada, non dai il controfuoco, passa la strada e non lo becchi più. No, ma non c'è, non abbiamo più personale preparato per il servizio. Non è preparato perché non lo preparano, adesso sono preparati dietro e gli stanno preparando. Allora io le dico, in realtà mi è passato un incendio da Isili. Adesso insegnano il controfuoco da Isili e si è fatto a nulla. Certo. Quando questo comparto forestale che avevamo e quelle addirittura sono le conoscenze che solo gli anziani avevano e che possono tramandare. È la cosa più assurda. Io Io ne ho vissuto una, l'ho vissuta io personalmente. C'era un incendio che stava arrivando ad un albergo, tutti lì a guardare, carabinieri, forestali, tutti a guardare. Io sono arrivato e ho detto, ma cosa state aspettando? E gli elicotteri. Mi sono preso un gruppo di
di operatori che conoscevo, di fiducia, ho detto voi venite appresso a me e fate l'opera di bonifica. Io ho iniziato a fare il controfuoco, e loro subito bonificavano. Quando sono arrivati gli elicotteri, l'incendio era già bloccato. Ma l'elicottero lo butta da solo, non ha mica pressione. Hanno visto elicotteri che buttano invece cose infiammabili. Adesso perché abbiamo migliorato la tecnologia, perché dobbiamo bruciare tutto. E quindi questo dimostra quanto noi dobbiamo lavorare ognuno sul proprio territorio. Come per recuperare l'infanzia. Roberto mi hanno chiamato. Deo su Deo. Bisogna essere, come dicono a Parma, codini. Io sono tostato con mezzo granito. No, non tu, tu se inizi fai questa relazione è che sei arrivato alla sintesi, no? Ma no, per gli altri non è una cosa semplice, lo sai, no? Lo so Io mi dicevo che te di punti usando, chi vi aspetti con me già fatto. Quello che vi stavo dicendo io l'altro giorno, adesso in Sardegna ci offriranno un piatto, ma un piatto appetibile, forse più appetibile di quello che avevano fatto quando avevamo chiesto l'industrializzazione di Ottana, no? Sì, hanno industrializzato in altre zone, anche noi vogliamo l'industria, ma oggi ce ne siamo accorti dei risultati sia di Ottana sia delle altre zone della Sardegna. Poi ti dico io per Ottana una volta che sono di Salute, no? Sì. Io ho fatto il capo a Ottana, no? Quando cominciava, sai cosa ho detto una volta io? Per poco non me ne hanno ricoverato, ma Poi ci mancava. invece che fare l'industria chimica, che tutto veniva da fuori, una parte tipo da Briolo in Sicilia, e tutti i materiali venivano da fuori di Sicilia, poi lì si assemblava. Nella piana di Ottana è una piana che può resistere solo piante erbacee, perché tu se vai del rodastro non crescono mai perché terra non ce n'è. Se sali su verso bene tutti c'è più terra, c'è. Bisogna fare un'industria di medicinali, piante medicinali. Io ho fatto vedere. Quando l'ho detto la natura si riscassava. Io ho fatto vedere perché non ci credevano. E ho portato i tecnici della regione, di 50 anni tecnici della Ore, anche di Agea, ho detto venite con me che ve lo faccio vedere. No, finiamo il coso del piatto appetibile che ci daranno e noi, siccome siamo una regione debole, e abboccheremo a questa offerta. Fatta questo qui, io gli ho detto, io sarei contento che questo piatto lo offrissero in certe zone della Sardegna, lo offrissero ad Orgosolo, lo offrissero ad Orume, lo offrissero ai comuni dove ancora sanno difendere. Fatto, ho detto che l'offerta la fanno agli inglesi. E ti offrono 1000 posti di lavoro, 1000 posti di lavoro. Perché stanno cercando il sito non per le scorie nazionali, ma per le scorie a livello europeo, per un deposito europeo. Quindi la cosa che a me preoccupa di più è questa. E dico anche questo, che il popolo deve scendere in campo per aiutare anche le zone deboli, se vediamo che questi qui accettano. Perché non è che il problema lo creino solo all'inglesente. Se fanno quello, la Sardegna ha finito anche turisticamente, abbiamo finito tutto. Nel giro di un ventennio non ci passa più nessuno. No? E questo, la debolezza delle zone, accettano le condizioni che ti daranno. Io mi ricordo la famosa nave rossa attraccata al porto di Oristano e devo solo ringraziare questo sardo che lavorava all'interno di questa nave, che a me mi ha avvisato, mi ha detto Tore, stiamo arrivando in Sardegna con questo carico, abbiamo un carico di noccioline tossiche, un carico di cose pesanti che vanno scaricate in Sardegna. Io ho creato un gruppo, pronti a tutto veramente eravamo, tant'è vero che alcuni avevano detto ma mi sa che non scendiamo solo con i furgoni a Nausingolleo Scaleturgoso pesante. E beh, siamo riusciti noi a far girare questa nave. Dove avrà scaricato non lo so, da qualche parte, no, però a qualche parte del coso d'Italia ha scaricato. Quindi ripeto, siamo deboli, ci comprano con le offerte, con i saldi. Sì, ci hanno indebolito veramente. È stato un lavoro. Io quando avevo fatto quel documento del movimento Omnes,
l'ho fatto in quello che sono lì, ed è stato fatto già 12 anni fa, che siamo arrivati ad avere quasi 1800 iscritti, perché la gente ci crede che per salvare la barca bisogna remare tutti, per salvare la nostra Sardegna bisogna che tutti entriamo in quell'ottica che dobbiamo veramente difenderla, ma non per finta scenografica, ma però nessuno partecipa, cioè bisogna veramente crederci, perché diversamente si affonda. Cioè l'avevano saputa difendere più i nostri nonni l'avevano. Sapete che qui siamo nel coso della Barbagia, e la Barbagia non era mai riuscita ad invaderla, no? Ma perché c'era gente che non aveva 2 palle, ma ne avevano un grappolo, capito? E hanno utilizzato tutti i mezzi e tutta la forza, la volontà di coso per difendere. Oggi non esiste più. Però dico anche questo, alla classe dirigente non devono ricordare i nostri nonni solo nei momenti coso, perché questi li ricordano perché sono andati a Bassano del Grappa a sacrificare la loro vita. No? Io vi stavo dicendo l'altro giorno, c'è un viale a Bassano del Grappa che io avevo girato pianta per pianta. Questo è un viale, sarà lungo più di 1 chilometro, piante di Leccio da una parte e parte del Leccio dall'altra, dove ci sono delle foto. No? Dove ci sono delle foto, e la maggior parte di questi erano gente che aveva impiccato. E vado a vedere cosa, l'80% erano sardi. No? Andavo a leggere. C'era la brigata Sassari? Sì, andavi a leggere anche queste cose. E alla fine che ho detto a questi no, ma è possibile? Erano solo sardi qui a combattere. Sì. No, questi sono. Erano famosi per la brigata Sassari. Mio nonno era dentro. Si è salvato perché era giovane e lavorava in Io di fare. Se no, mi ha raccontato cose. Sì, ma oggi in modo particolare bisogna riuscire a trasmettere alle forze giovanili, ai giovani. No? Cioè ci deve essere la reazione da parte dei giovani, ci deve essere la reazione da parte, in modo particolare, dei movimenti studenteschi, cioè però che credano nei valori della nostra terra. No? Perché ormai non esistono più, manco prima esistevano delle cose, ideologie politiche, siamo riusciti a distruggere anche quelle. Beh, è un programma. No, non esiste. Quindi quello che dobbiamo fare è rimettere in luce i valori della nostra terra. Cioè, Perché non li conoscono. Io l'avevo scritto questo, però la gente si... La gente... l'ho scritto la relazione, va bene, La gente è gente, fatto non pensa gente. deve dimostrare facendo è altre. chi ha capito Alle persone. non le dica facciamo questo, no, vieni che ti faccio vedere la vigna, non facciamo la vigna, capito? Io lo devi far vedere, se no è inutile chiacchiere. Allora voi pensate a quello è che finito, ne abbiamo parlato per 40 anni è l'unico modo deve fare un seguito. Se non si fa insieme. Siamo andati a distruggere la macchina mediterranea per mettere Risulta solo e esclusivamente intellettualità. la cosa È proprio l'esempio da dare. Infatti con la io riqualificazione quando crea questo. io ci ho lavorato alcuni anni, avevo tentato, ho Con la provato riqualificazione territoriale che si sta facendo si dà la prova concreta. io in diversi cantieri della Sardegna ho detto, vedete, qui non abbiamo distrutto la macchina nera, ma bensì siamo andati a coltivare siamo andati a coltivare altre piante che oggi ti danno un reddito. Ma invece niente, un carrozzone generale. Oggi non sanno manco, oggi abbiamo 4.000 operai forestali dell'ente foreste, no? E non sanno cosa fare. Io ho sentito l'Ampisi, l'assessore, ho detto, bello mio, sei un pischellino, non conosci veramente le realtà. Perché io avere 4.800 operai che non sanno cosa fare, la colpa non la do all'operaio, la do al personale dirigente. Però l'Ampisi ti do un consiglio. Perché non li utilizziamo questi 4.800 operai, non dico un mese? Però lo sai che in un mese ripuliamo la Sardegna. Tutto si via. No? Ma ripuliamo veramente la Sardegna. L'ho detto, tu non ci credi, vieni con me che ti faccio vedere un tratto da Quarto a Cittadella Universitaria, che vedi che condizioni è. Vieni con me che andiamo subito dopo a quella foresta, prima di arrivare al Cosa Siniscola, che trovi di tutto nei bordi stradali. E allora utilizziamo. Dice, ma non si può. Sei alla regione. Se non si può, se non è previsto il coso, si fanno nuove leggi per poterlo utilizzare.
Ma non si svolge. E torniamo a arrivare quindi a parlare del punto fondamentale, cioè che se si rimane ancora in quella vecchia dinamica di pensiero e anche a credere, perché poi la realtà è creata dal nostro pensiero, quindi se tu vai a dire certe cose, quantomeno nella tua realtà, nella tua micro bolla, nella tua microetnia si creerà quella cosa. All'esterno, nella micro bolla, nel magnetismo di altri, si crea un'altra realtà. Quindi non ci sarà debolezza, non ci saranno persone che sono cadute in quel tranello, ci saranno persone che non sono mai cadute al ricatto, che non si sono mai messe la museruola, che non si sono mai fatte iniettare niente, che non hanno mai fatto nulla di tutto questo tipo di sistema e che hanno già deciso e operato anche nel territorio, nell'atto pratico, non solo con le documentazioni burocratiche, ma con atti concreti e quindi mano nella terra, andando a modificare la struttura per riuscire a renderla veramente adeguata a una nuova umanità, e cioè persone che stanno vivendo in una maniera differente. Non c'è bisogno di andare a chiedere quelle cose, non c'è bisogno di andare a dirgli che devono cambiare le leggi, non c'è bisogno di andare a chiedere qualcosa a niente a nessuno, non si destituisce più neanche il potere, non glielo si dà proprio. Non hanno nessuna considerazione, quell'autorità non esiste per una persona che ha capito che l'unica autorità che deve avere è di se stessa. Quando si rincontra poi un gruppo di persone che hanno maturato la capacità di autogestire se stessi, autonomamente si mettono a fare, nel territorio in cui stanno operando. Poi ne danno testimonianza a chi nel territorio sta vivendo assieme a loro e saranno loro stessi a decidere poi cosa fare. Il fatto che tutti abbiano da dover sempre dare un consenso o a negarlo un consenso fa la differenza. Io per esempio rispetto le opinioni e le idee di tutte e di tutte le persone proprio, ma mica gli do il consenso che siano veritiere nella mia realtà. Né tantomeno accetto nella mia realtà che certi tipi di influenze, anche fossero solo vibratorie, possano modificare la mia struttura. E quindi automaticamente la frequenza in cui io rimango e la vibrazione che emano poi è sempre la stessa in cui io credo fermamente, che non ha niente a che fare con le problematiche che un sistema vuole cercare di indurre, che sia mediaticamente o con azioni politiche. Tant'è che nonostante ci siano stati ovviamente tutti i tipi di attacchi che siano stati possibilmente e plausibilmente fatti, sia dalle forze dell'ordine o da tutti gli enti che sono venuti a disturbarmi, le attività all'interno della locazione in cui mi trovo non le ha mai potute fermare nessuno. E hanno proseguito anche in altre locazioni. Così come in tante altre parti della Sardegna ci sono tanti altri gruppi che si organizzano in maniera autonoma e quando c'è necessità si sceglie un luogo, una locazione, ci si incontra e si fa quello che si deve fare. Chi ha la capacità produttiva ovviamente si rende e si mette a disposizione della comunità stessa per far circolare quelle risorse e lo fa perché poi sa di avere la possibilità di acquisirne delle altre prodotte da altre persone. Non c'è quindi un dover continuare a voler cambiare una politica o un sistema che non cambia. Perché quel sistema è così e funziona così, perché quella è la funzione che deve ricoprire. Deve far capire, con quel modo di operare, alle persone che vogliono vivere libere, che quello invece è il modo in cui vivono gli schiavi. Ed è lì che cambia il paradigma. Se uno vuole continuare a stare schiavo, delegherà sempre a terzi. Vorrà avere qualcuno che si adopera, qualcuno che dirige. Chi è libero non si fa dirigere da nessuno, è autodirigente. Sa già dove deve andare, un passo alla volta, anche se alle volte non vede bene neanche dove sta andando, ma prosegue nel suo percorso. Quando si arriverà quindi, non solo più nelle microlocazioni che già sono state attivate adesso, diciamo attivate per dare una terminologia, ma dove in realtà queste azioni stanno venendo ad essere compiute già dal 2020 appunto, ma si incominceranno a ricreare anche in altri punti dove queste cose non stanno avvenendo, nuove attività, sarà sempre più evidente l'impatto che stanno avendo i liberi dagli schiavi, perché sono solo i liberi che possono cambiare le cose, gli schiavi no, gli schiavi hanno il programma, ti alzi la mattina, vai a lavorare a quegli orari, pranzi a quegli orari, ti vai a addormentare e il giorno dopo riprende la pappardella, sino a quando non crepi. E quello vuole un sistema, vuole una soggettazione dell'individuo che non ha la possibilità di autogestire la propria esistenza. Mentre invece chi è libertario, quindi vive di libertà, non lo sa che cosa gli succede durante la giornata. È nell'ignoto più totale, sta facendo un viaggio spiritualistico che però nella materialità delle cose lo porta ad avere un'influenza sulla materia. E la influenza però per cambiare e modificarla al meglio. Io volevo confermare questa cosa che hai detto, perché nei miei studi quello che è emerso è che il sistema Italia, ma mondo, perché poi alla fine è una cosa, porta alla fine all'irrigidimento. Cioè tu non sei mai libero, ti porta all'irrigidimento e quindi alla morte, perché la rigidità accompagna la morte, mentre la flessibilità accompagna la vita. Quindi nel momento in cui tu gestisci il tuo territorio in un certo modo, sai tu di cosa hai bisogno, cosa è meglio fare, eccetera, e puoi modificare quello che stai facendo tranquillamente. Se tu ti affili a un sistema e segui le regole di quel sistema
ha come proposito quello di bloccarti, di fermarti, perché la sua necessità è il controllo su di te. Quindi tu non potrai mai fare delle scelte diciamo non prospettate, perché esci fuori controllo. Quindi siccome lo studio è stato fatto a tanti livelli, però anche solo partendo da piccole comunità, nel momento in cui si sono istituzionalizzate sono morte, eppure erano comunità che avevano risolto un sacco di problemi, erano comunità cittadine fra l'altro, che avevano, non so, tolto lo spaccio, che potevano farlo solo loro, togliere gli spacciatori dal quartiere, perché la polizia arrivava, questi scappavano, ne prendevano uno e poi come andavano via riprendeva la cosa. Invece solo quelli del quartiere sono riusciti a fare quel lavoro, capito? Ma queste comunità che si sono formate, come hanno dovuto istituzionalizzarsi o hanno scelto o comunque hanno preso quella strada, sono morte. Allora, quello che noi dobbiamo capire è che se vogliamo che la vita continui, non possiamo affiliarci a quel sistema. È proprio implausibile, perché il potere centralizzato ha il fine a se stesso di controllare le cose. Sì, mentre un potere che si decentralizza significa proprio rimettere in mano a se stessi il potere di decidere e delle proprie attività. Infatti adesso è fondamentale proprio questo proposito di riproporre comunità creative con funzionalità creative, cioè persone responsabili del territorio, e che ognuno acquisisce quella peculiarità, quel talento per preciso che riesce a far funzionare l'organismo comunitario. E qui ci viene in questo momento l'occorrenza e l'intervento le nostre tecnologie interiori che stiamo maturando e sviluppando, e quelle esteriori al servizio dell'uomo e non al transumanesimo, che vogliono avere il controllo di tutto. La biotecnologia la utilizziamo in agricoltura, la utilizziamo per fare le case, la utilizziamo per migliorare i servizi, per facilitare la vita quotidiana, senza distruggerla, certo. E così creiamo una nuova facilita, perché quando la complica dobbiamo anche arrivare a questo punto. Tentano di crearla perché la forza che hanno da contrapporre è molta. Ma Marco non è un popolo coeso che ha ma insomma bisogna che sia coeso, ma coeso non è. Anche in piccole comunità può essere. Sì, anche con le comunità si arriva, Le piccole comunità si arriva, e allargare un po'. Secondo me già Sadegli stesso è un esempio palese, cioè il paese dell'acqua, quell'acqua lì se la bloccassero, la arginassero tutta completamente, finisce che sommerge la città intera. E invece che cosa è stato fatto? Non solo è stata lasciata libera il più possibile, ma poi è stata cercata di essere diretta. Perché è lì che si deve arrivare a comprendere che questi flussi che tutti gli esseri umani hanno la possibilità di percepire, sulla base del loro grado di sensibilità poi, ed è un flusso di conoscenza, quello che tutti stiamo acquisendo quotidianamente, cioè che il cosmo stia emanando tutta una serie di cose, è un dato di fatto anche per la fisica quantistica ormai, e nessuno può andare a dire che se si mette sotto il sole, se ci rimane tutto il giorno, prima o poi si abbronza. È impossibile che non si arrivi a comprendere, anche fosse che una persona che deve produrre più melanina degli altri non cambi il colorito di pelle. Ci sono quindi degli influssi che arrivano da tutto l'universo, che stanno muovendo e spingendo proprio le persone ad arrivare a tornare a questa fluidità. Perché, come dice Maria in questo caso, e l'ha detto proprio in maniera palese, la rigidità porta per forza di cose della rigidità di pensiero poi, che poi comporta anche la rigidità fisica, la mancanza vera e propria di capacità di avere percezione, perché quella percezione lì è libera di essere in grado di essere effettivamente tradotta poi dai nostri sensi, se non c'è una rigidità di fondo. Ed è lì che anche si deve arrivare a capire. Per esempio un cambio di temperatura, banale, quando si parla di freddo e caldo, che in realtà sono a nostra volta stati interiori, dipendono da quanto la persona si stia riuscendo a sentire a proprio agio o quando si stia sentendo a disagio in una certa circostanza, che può essere data dall'ambiente in cui si trova, può essere data dalle parole o dei pensieri che vengono espressi, e può essere data anche da ciò che realmente già interiormente sta avvenendo. Ma quando ci si riallaccia al proprio atomo magnetico, cioè alla propria capacità sensoriale di percepire il proprio battito cardiaco, lì è implausibile che una persona non si senta a proprio agio. Che il cuore una cosa sola fa, pulsa. E quella pulsazione è la stessa identica rappresentazione della vibrazione della luce e del calore che il Sole e la Terra emanano. Quando c'è la coesione, quindi, e cioè tutti all'unisono, come si suol dire, no? Battono alla stessa frequenza, non c'è politica, non c'è classe dirigente, non c'è storia che tenga, cioè quello decade già di per sé, perché quello è mentalistico. Prato bello insegna. Non ce l'ha un cuore, una situazione del genere non ce l'ha un cuore. Un cuore ce l'ha solo chi rimane nella terra sta veramente facendo. Cioè, mica Rondone ai bambini,
c'erano anche gli uomini, ma c'erano donne e bambini, erano Altro coesi. che una delle E più hanno guerrite deciso che lì era meglio non andare. era quella donna, Maria Novi. Donne, tutte c'erano, donne, bambini, tutti quanti. Per cui nel momento in cui tutto il paese ha detto no e hanno occupato lo spazio, come dire, guardate che qui non va bene. E voi volete iniziare? Non ci riuscirete neanche, perché noi siamo qui a dirvi che non vogliamo, però bisogna farlo. Cioè, bisogna arrivare a questa consapevolezza, no? Sì, il problema infatti si ritorna al radicamento vero e proprio, perché queste persone qua sono sradicate. Loro non hanno neanche la forza magnetica, neanche elettrica, di poter smuovere la coscienza di una persona che è radicata in un ambiente. A me è successo anche nella pratica che la polizia di Stato ha cercato di entrare nel terreno in cui io dimoro. Così come ha cercato di entrare, subito se ne è tornato ad andare. Perché non ne hanno la capacità, ma solo con lo sguardo, non ho neanche avuto bisogno di parlare. La mia stessa presenza lì e gli ho fatto sentire che stavano entrando in uno spazio sacro dove non potevano entrare. Li ha fatti entrare subito nel retrofront. Ed è la stessa cosa che avviene quando cercano di scocciare con multe di ogni genere o blocchi a vario titolo. Finisce che vado lo stesso dove devo andare, che il mio flusso energetico non lo puoi bloccare. Se ci provi a arginarlo con una diga ancora peggio, uno tsunami dopo. Quindi bisogna stare attenti anche alle volte con chi ci stiamo relazionando di che cosa stanno cercando di fare, perché poi prima o poi l'acqua trabocca. Cioè, se uno ne ha poi addirittura a livello di diluvi universali, mi sa che non conviene tanto sfidare la sorte. Meglio lasciare andare le cose come devono. Sì, adesso è proprio questo, anche rompere queste forme pensiero dogmatizzate, cioè rigide, che comunque ti portano sempre a entrare dentro degli schemi o dei programmi e ti fanno ripetere appunto dei loop che tu non manco ti accorgi, sono proprio delle installazioni a tutti gli effetti. Per chiudere la mente. È un programma. Sono fatti per chiudere la mente. Io di fatto ci conoscono da migliaia di anni e ci battono con l'esperienza per certi versi. Conoscono gli esseri umani e adottano quelle che sono le strategie per bloccarli. Le guerre adesso non saranno più le guerre di una volta, sono queste le guerre. Sta avvenendo a livello proprio sociale. Addirittura c'è stato un periodo in cui dei massoni che avevano cercato in ogni modo possibile di farmi entrare nelle loro logge, volevano farmi non si sa quale grande posizione, che a me mi veniva da ridere, ci andavo perché Giccia Zagredi ha detto che mi ci vuole si mezzo, e io ho detto faccio gregi, so come tabbasato, se vuoi tabolesi vai. Ma appunto se ci siete fatto un'idea tabazzo. Che ci hanno provato in ogni maniera possibile e mi hanno dato addirittura dei testi, che sono stati anche pubblicati. E loro direttamente con le tecnologie volevano fare la terza guerra mondiale, che è stata già effettivamente fatta, ma poi loro stessi hanno detto che l'hanno persa. Perché i nuovi arrivati, le nuove coscienze, veramente le anime incarnate che sanno usare la tecnologia, li hanno hackerato i piani talmente tanto che anche se provavano a utilizzare le tecnologie per il controllo di massa, gli si sono riversate contro. Una domanda, ma noi questa formazione teorica e pratica, come la acquisiamo? Io non so fare niente. Ecco, se non la rovino tutto. Perché non è il tuo compito magari, capito? No, perché non la conosco, perché non sono formata, il problema è quello. Cioè mia madre può avere un orto, però se non lo fa lei io non mangio niente. Cioè cos'è come perché appunto è quello che deve essere compreso. Tutti abbiamo una capacità peculiare di dover riuscire a vedere qual è il nostro proposito. Se non è la tua vocazione quella di fare un orto, no, ma non so come essere persone che non lo so. Allora qui dobbiamo apprendere da chi lo fa. Ma avrei anche sicuramente tante altre qualità. Alla fine allora non è anche da fare l'orto, non è che tutti devono fare l'orto. Nel limite del possibile, chi ha la possibilità se lo fa, nel senso che sa già che si fa delle cose da mangiare, ma poi c'è chi invece lavora con la per produrre cibo. Con la coltivazione, quindi comprerai le cose da chi lavora, scambierai meglio le cose con cui, esatto, si scambierà. con cui lavora un altro e magari tu avrai qualcosa da dare agli altri in un altro ambito. Quello sì, però se uno neanche inizia a mettersi in gioco, a dire io so che non essere capace di fare un orto, però se non ho neanche studiato per forza parto già che non lo so fare. Se poi magari mi impegno, sono una frana è un altro discorso. Ma no, aspetta. Allora io ti faccio adesso allora tu puoi imparare se vedi qualcuno che lo sa fare. E quello che noi adesso dobbiamo fare come lavoro è recuperare le informazioni, meglio chi sa fare le cose
in modo tale che altri possano imparare con esperienza diretta, perché dai libri non si impara, ricordatevelo. Tutto è imparato dai libri. Ci proviamo, voglio dire, che ha però riportato in oggi la realtà è che non puoi naturale. imparare l'orto da Non ne sapeva niente, lui addirittura era un agronomo e faceva solo campi di agrumeti. Un giorno si è ubriacato di sa che malamente, dopo che aveva bisticciato col padre, si è ritrovato addormentato nel campo di agrumeti dove effettivamente il padre aveva fatto questa azienda e ha cominciato a poter percepire le cose in maniera chiara. E ha visto veramente che la natura faceva tutto da se stessa. E quindi che cosa è successo? Che lui lì ha cominciato a prendere i semi di ingenio e a fare delle palline di argilla e lanciarle. E lui ha visto che tutto quello che riusciva a crescere in maniera autonoma e sinergica addirittura fioriva senza bisogno neanche di regarla. E ha riscoperto quindi l'agricoltura naturale. Cosa ha fatto dopo che ovviamente ha spiegato alle persone anche con dei testi che il riuscire a riapprocciarsi a un'agricoltura naturale era un tornare a capire come funziona la natura? Che lì, dove lui effettivamente stava, in Giappone, sono riusciti a rifare le risaie senza acqua, che producevano più di quelle che erano inondate di acqua e che addirittura... Ma la risaie, il riso, non ha bisogno di acqua, questa è un'altra cosa che ho scoperto. Inondano le risaie perché il riso è l'unica pianta che sopravvive all'acqua. Tutte le piante infestanti non ci sono più. E quindi abbiamo solo il riso che è più facile da raccogliere. Ma il riso non ha bisogno dell'acqua. certo. Io l'ho visto in montagna, ci sono tanti tipi in Thailandia, in posti così. Però c'è una piovosità diversa in Giappone ed è nostra. No, ma il riso è una pianta resistente all'acqua, ma non è una pianta che deve vivere. Per evitare gli atti parassitari, perché muoiono tutte le piante. Per evitare gli infestanti, era il metodo di una volta, capito? Ma in realtà non ce n'è bisogno. Anche questi qui sono cose che dobbiamo riprendere. Cioè. E bisogna far capire più che altro che il discorso di fondo non è tanto che tutti devono tornare a fare gli agricoltori, cioè non è quello il punto, è riuscire a comprendere che l'autoproduzione non è intesa solo come l'autoproduzione alimentare. L'autoproduzione può essere di qualsiasi bene, anche per esempio un tessuto per vestirsi o che possano essere materiali per la quotidianità, utensili, ogni tipo di azione che deve essere ricollegata alla socialità. I sanitari. E certo, c'è la necessità di tutto e ognuno poi ha la sua peculiarità. Non è che dobbiamo fare tutti lo stesso mestiere, altrimenti non c'è più diversità, siamo fregati. Cioè, questo è che però ci vuole chi possa insegnare. E noi abbiamo una fortuna, perché noi in Sardegna, essendo un'isola, comunque abbiamo preservato una cultura millenaria che ancora qualche persona ha in mano, e sono i maestri della nostra terra. Perché un tempo non c'era la scuola, non c'era l'università, non c'erano queste cose, c'era il maestro da cui si andava a imparare un mestiere. Più eri bravo e più imparavi. Non tutte le teste sono uguali, non tutte hanno le stesse possibilità, eccetera. Però il maestro ti dava quello che tu potevi prendere, perché il maestro conosceva a 360 gradi la sua arte. Non ne conosceva un pezzettino come l'industria, un pezzettino come adesso, tutti i maestri e non ce n'è uno maestro. Quindi una cosa che noi possiamo fare, lavorare sui nostri territori vuol dire anche questo, andare a trovare le persone che hanno ancora quella conoscenza antica e possibilmente che ce l'ha totale, cioè il maestro vero. Quelli sono i maestri veri, che sono i maistu, su maistu, su maistu. Su mastro è uno che conosce molto bene una parte. Per Lavigo stai facendo il Lavigo è un maestro, per esempio. Stai facendo il ragionamento che faceva Lavigo. Certo, ma è ovvio, da che impari se non dai maestri della terra, della tua terra. Sì. Quindi lui è toccando diversi maestri. il problema è che adesso tutti si chiamano maestri. Io vedo gente che dicono no, ma chi lui? Ma lui non è un maestro, quello è nato ieri, i maestri suoi sono i miei amici, quindi non è un maestro. Il maestro è maestro, se un altro maestro lo forma e poi gli dice bene, adesso tu puoi fare il maestro. Ma prima di essere maestro, sono maestro principale che in fiera, che nessuno ha fatto maestro. Se hai fatto maestro da solo. No, aspetta. Prima ti vai maestro. Certo, poi ma qui stiamo vai parlando di conoscenze millenarie che noi abbiamo ancora, perché noi siamo ancora su questa terra, come dici tu, perché prima di noi hanno lavorato, che sono state tramandate nei millenni. Però è ovvio che c'erano delle figure che avevano, come dici, quello che coltiva è quello che fa il maestro. Il maestro poi aiuta tutti quelli che
Ma Singhiozzo si è devono fatta prendere solo. una direzione e scelgono loro, non è che il maestro che sceglie l'allievo, è l'allievo che sceglie il maestro. Quando capisce che quello può essere il suo maestro, va. E a quel punto il maestro, se tu sei veramente, ti forma, se vedi che non ascolti, ti dice fai una cosa così, tu non la fai, poi ti lamenti, ti dice hai fatto la cosa come ti ho detto? No, torna quando l'hai fatta, punto. Cioè questa è capito, e i maestri hanno in mano anche il mezzo di trasferimento della conoscenza, cioè sono maestri perché conoscono un'arte e perché conoscono anche come tramandarla. È troppo facile, cioè anch'io posso conoscere le cose, ma se io non sono in grado di trasferirla perché non ho la conoscenza dell'essere umano in toto, quindi come ragiona la sua mente, il suo cuore, il suo corpo, io non gliela posso dare. Come funziona la conoscenza? La conoscenza non funziona per via diretta. Non è che io adesso vi sto dicendo queste cose, ma non è che voi imparate da quello che vi sto dicendo io. Probabilmente se passa un bambino qui e sente il mio discorso, e io non lo sto dicendo a lui, è lui che impara. Perché? Perché si impara per curiosità e questi maestri lo sanno. Non c'è esperienza, infatti l'università non funziona, diciamo la verità. Perché? Le dico scuola in generale. Perché, capito? È così, ma quello non lo prende perché non ha lo spazio mentale per accoglierlo. Quindi noi dobbiamo recuperare i maestri della nostra terra. E io ho visto che tutti i maestri che io ho conosciuto hanno imparato da altri maestri. Non tutti. Non tutte le specialità, però per esempio il maestro di Ossidiana è nato così, ha fatto un'esperienza nella vita, lavorava con geologi, ha costruito strade in tutti i posti, eccetera, però lui aveva quella sensibilità per cui lui vedeva tutti i reperti fossili, tutte le punte di lancio, cioè delle cose che ha recuperato quando lavorava in Arabia, in posti così. E qui lui l'Ossidiana la sente, cioè stiamo in macchina, cioè noi fermiamoci un attimo. E dico, ma piove. Dice, allora aspettami qui 5 minuti. Si inoltra in un campo e mi torna con 3 ossidiane, una rossa, una... E io ho detto, ma tu lo sapevi che erano lì? No, però le sento. Le sente. Allora le sente, sa come lavorare perché lo sente. Cioè, abbiamo probabilmente, c'è qualcosa dentro che viene, capito, che risolve, che riviene a galla. Però lui quando, siccome è anche maestro di legno, ha imparato dai maestri di legno, cioè è andato e mi ha raccontato la sua esperienza del maestro. Ed è bellissima questa cosa, cioè dobbiamo riappropriarci di quello che era la nostra conoscenza e il nostro mezzo di conoscenza, è il metodo. Quindi lavoriamo ognuno su ogni posto, cioè queste cose che diceva Roberto, cioè ognuno nel suo territorio, vuol dire che non è che dobbiamo aspettare che un altro ci dica che a Paolo Erbarei c'è, cioè io lo so che Paolo Erbarei c'è, ma e da te chi c'è ancora? Perché ancora? Perché qui i fili si sono spezzati, capito? Siamo alla fine. Quindi ognuno batta sul territorio, abbia la coscienza di sé, raggruppi le persone che hanno la stessa frequenza, come si diceva, e piano piano così si può lavorare. Non è che possiamo pensare che tutto di botto succeda, anche perché la cosa più importante è l'esempio, cioè tu puoi imparare solo dall'esempio. Quindi trovati uno che sa fare l'orto, bene, magari delle zone tue, che ha la conoscenza della tua terra, con il sole, i venti, l'acqua, eccetera, eccetera, e sa che quella pianta, per esempio da me, un contadino di 92 anni mi ha detto i fagiolini vanno piantati a settembre, qui. Perché se li pianti a giugno, a maggio, non crescono. E tu vai nei libri, cerca nei libri quando vai a piantare. No, perché il testo è un'altra cosa, è un testo nazionale, quindi non c'entra nulla. No, non può, hai capito? Non può. Tu segui quello, ti hanno tolto la radice e da quel momento, non avendo radici, tu sei una banderola al vento. Qualsiasi cosa ti dicono perché va bene, segui tutte le strade, tutte belle, il progresso. Tutto rapportato al posto che sei. Bravissimo. Quindi questo è il senso di essere nativi. Ma non si scappa. Cioè, E la Sardegna ha 7 microclimi agricoli, quindi vedete un po' dove vi piazzate. e soprattutto c'è un mare che ne determina i confini sicuramente. Non è che no, ma tu sei no, ma io no. Lì. E comunque il mare ha aiutato a che ci sia ancora questo filo rispetto a certe conoscenze che non c'è più da nessun'altra parte.
Bisogna fare in fretta perché ce ne sono pochi. Appunto. Ma Io poi- da un po' di anni sto facendo lavoro sulle maestrie e ho individuato 5-6 maestri, li ho individuati di questa specialità. No, in Sardegna. E sono tutti, ognuno, perché poi ogni posto c'aveva, cioè i ramai di Isili erano Isili. Ramai, sì. Non è che li trovavi da tutte le parti, perché loro hanno sviluppato quello. Poi c'era la filigrana d'oro, che era in un posto, adesso la famiglia si è spostata da Gamboy, si è spostata a Oristano, adesso abbiamo il maestro che sta a Oristano, ma poi possono essere di seconda, terza, quarta generazione, loro sono già di terza. Per cui, come diceva lui, ma uno ci deve essere, certo c'è uno, ma c'è uno quello predisposto per accogliere tutto quello che gli è arrivato, che è l'eredità dei nostri avi, cioè, e ha raccolto. A volte anche quello. Poi come fare economia locale dei prodotti della terra bypassando, diciamo, quello che sono adesso i sistemi di controllo, perché nel 2010 per esempio sono nati questi movimenti, ma non sono movimenti, persone che si sono auto-organizzate e hanno fatto gestione delle proprie attività agricole, chiamate genuino clandestino, non so per chi lo conosce, ne ho fatto parte diversi anni, che erano persone che si riprendevano il diritto alla terra e non si appoggiavano più ai sistemi di controllo HCCP o così per produrre un vasetto di marmellata. Perché chiaramente per le regole di mercato agricolo e agroalimentare, che tu ne produci 10, ne produci 1 milione, le cose sono le stesse, quindi c'è sempre questa procedura, mentre loro dicevano attraverso la mia cucina organizzata, pulita, con tutti i ingredienti, io potevo fare questo prodotto magari da raccolta spontanea, magari da quel poco che producevo e andare nei liberi mercati più gestiti. Questo è creato un movimento in tutta Italia dove chiaramente ha facilitato anche l'apertura da parte delle istituzioni per regolamentare questo tipo di situazioni, quindi per rendere la piccola attività agricola autorizzata anche con una cucina che non passava nell'HCCP, quindi per tutto quello che offre la Sardegna, quindi raccolta spontanea, cose che non vengono utilizzate, uno si inizia a organizzare appunto con trasformati, con prodotti essiccati e così, ma è un'economia che muove il mondo veramente, cioè veramente partendo dal piccolo. Solo dalle more pensa cosa si potrebbe fare. Eliminare lo spreco dal pianeta è uno degli obiettivi. Solo la Esamura, che non raccoglie nessuno. Ma sì, ma non soltanto. Lei mi dava La Sadar fa un'azienda con quello che Tu pensa tu che sulle altre salute per selvatiche non le raccoglie nessuno, a parte io. E mi sono scritto qua, io posso rubare, però vado col cartello. Io dichiaro prima, quindi sono a posto. Questo è bello. Cereri, chi le raccoglie? I fichi d'India, chi lo scoglie? Su Marcai Nuvolo, 3 mesi che vedo franco, 4 fichi d'India col culo bianco che non servono a nulla. Su Marcai di Nuvolo. Nel mio paese, che ce n'ha quanti lo vendono nel mercato. Sì, infatti. Ambulanti. Hai capito dove siamo? La scoprire tu che sei poi la pianta tutta si può con il utilizzare, marmo e la pala, i grandi produttori farmaceutici a livello alimentare. però Fanno impotenti, la sfila delle nozze a Sant'Antino. Hanno fatto una brutta fila. però facevano Facevano buone io ho conosciuto anche a Terroni, un altro buono. però ho fatto delle cose perché io c'avevo da mettere all'ospedale. Democristiano, beh certo l'ospedale di Ozieri lui c'aveva le mani dentro. No, faceva lui. L'attacco l'ha montata prima Ozieri che a Sassari. Lo so. Cos'era una buonanima secondo te? Non era una buonanima, era un operativo, no? Operativo, sì, certo. No, perché io so da amici medici che erano primari e che erano contro di lui. Però cosa le faceva fare? Sì, le faceva anche fare. Di Lui era il tasca. boss lì. All'ospedale gestiva lui. Anche di tasca, sto dicendo. Sì, anche loro hanno fatto una brutta fila.